Conferenza stampa stamani del questore di Agrigento Maria Rosa Eraci, trasferita ad altra sede presso l'ufficio immigrazione di Prossima Costituzione al Ministero. Rosa Maria Eraci si è insediata nella nostra città come prima questore donna il 26 marzo del 2019, proveniente dal Dipartimento della Polizia Ferroviaria del Lazio. È entrata nella forza della polizia a 25 anni come commissario. Per il suo lavoro si è particolarmente distinta nella nostra città non solo per la brillante attività investigativa e operativa svolta tra interventi antimafia, antidroga, contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche per le attività di prevenzione e sensibilizzazione legate all'ordine e alla sicurezza del territorio e numerosi provvedimenti adottati contro la violenza negli stadi e più in generale nei locali pubblici per il rispetto delle normative di pubblica sicurezza, con particolare attenzione al sano svolgimento della Movida in pieno periodo di pandemia del Covid-19. Il nuovo incarico è una struttura di missione per risolvere quelle che sono le criticità nel fenomeno migratorio, pertanto si tratterà di creare un ufficio la cui Corte dei Conti ha approvato il bilancio che permetterà al Dipartimento di Pubblica Sicurezza di coordinare le attività relative alle criticità immigratorie su tutto il territorio nazionale e nello stesso tempo di portare avanti quelli che sono moduli nuovi nell'evoluzione dell'immigrazione, perché come sapete è un fenomeno pesante che grava fortemente in questa provincia e chiaramente anche in altre situazioni della Repubblica Italiana. Quindi sarà poi nostro compito vedere come intervenire e che cosa produrre. Momento particolare che ricorda, insomma. L'episodio particolare purtroppo è un episodio molto triste che ha afflitto questa struttura ed è la morte del povero assistente capo di Loreto. Quello ci ha segnato la struttura per sempre, lo abbiamo gestito con tanto pathos, con tanta difficoltà, abbiamo seguito e siamo stati molto vicini alla famiglia, come faremo oggi e chi continuerà ad esserlo qui presente per sempre, perché l'amministrazione è una ed è indipendente dalle persone che la rappresentano. Questo è quello che ci ha segnato particolarmente, non lo dimenticheremo facilmente, né io e né le persone che hanno gestito la situazione, con grande affettuosità, con grande impegno e con grande dolore.